Do il benvenuto all'architetto Augusto Ressa, buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, questa sera ci sarà l'inaugurazione della pista di ghiaccio in Piazza Maria Immacolata e partendo da questo mi volevo soffermare su una sua denuncia, insomma, rispetto a dove è stato sistemato il compressore che alimenta poi la pista. Lei, insomma, ha scritto in un suo post su Facebook: Taranto non ama i suoi monumenti e la sua storia. Perché, architetto? Che è successo? Ma come che è successo? Allora, il compressore, che poi è un generatore di refrigerazione, un'unità di refrigerazione, che è una macchina piuttosto imponente e anche rumorosa, è stata collocata proprio a ridosso del convento delle Suore di Maria Immacolata, che è uno degli edifici più antichi ottocenteschi del borgo di Taranto, quindi della città post-unitaria. Tenete conto che questo complesso monumentale, ovviamente vincolato, è un monumento, è tra l'altro il sito in cui furono rinvenuti nella costruzione i resti di una splendida domus imperiale, all'interno i cui mosaici sono esposti nel nostro museo, nel Marta, e all'interno della struttura sono comunque stati lasciati, sciolti, alcuni elementi architettonici di questa antica villa. Quindi, diciamo, oltre ad essere un edificio monumentale dell'Ottocento che occupava originariamente un intero isolato, voi ricorderete che c'era, almeno dalla storia, dalle documentazioni, c'era un grande giardino di questo convento che poi venne occupato dall'Istituto Pitagora, no? Dalla costruzione del Pitagora. Dicevo, quindi tutta questa costruzione, questo convento era un complesso molto importante. Ora, all'angolo della piazza Piazza Maria Immacolata, fu collocato, e tutti noi tarantini lo sappiamo, lo conosciamo, eccetera, una piccola edicola in marmo che contiene l'effigie dell'Immacolata, Sì. che peraltro è oggetto di devozione anche da parte dell'amministrazione comunale da sempre, che in occasione della festa appunto dell'Immacolata, in realtà il 7, il giorno precedente, depone ai piedi della Madonna un mazzo di fiori. Bene, circondato peraltro da studenti delle scuole, eccetera, eccetera, quindi con una cerimonia molto sentita. Ora, quindi mi chiedo com'è possibile che una stessa amministrazione che si appresta a fare questo gesto devozionale nei confronti di questa effigie, di questo simbolo religioso, questa stessa amministrazione autorizzi la collocazione a ridosso del convento e proprio esattamente al di sotto di queste effigie, no? Un sarchiapone di questa dimensione, cioè un compressore, una macchina peraltro rumorosa, no? Che a ridosso dell'edificio, cosa impossibile perché non è legalmente impossibile addossare una struttura del Senta, genere a un monumento. architetto, ma serve un'autorizzazione per, non so, Sì, penso perché della l'immobile è soprintendenza. vincolato, in ogni caso non occorre che ci siano le leggi restrittive, una amministrazione che abbia una sensibilità e che ha la sensibilità al punto che ogni anno va a deporre i fiori sotto quella Madonna, come può contemporaneamente beffeggiare e mortificare e avvilire anche la devozione popolare nei confronti di questo simbolo, andando ad addossare a questo monumento e proprio ai piedi della Madonna un compressore di questo genere, peraltro ricoperto da teli dove c'è l'effigie di Babbo Natale. Allora, chiariamoci bene, quali sono i nostri valori? Sono rappresentati dall'Immacolata o sono rappresentati dal compressore della pista di ghiaccio e dal Babbo Natale che campeggia di dimensioni addirittura maggiori rispetto a quelli della Madonna? Non si sa. Questa cosa per me è offensiva e dà il segno del livello culturale di questa città. Io mi auguro che l'amministrazione comunale
faccia rimuovere quanto prima questo compressore dai piedi della Madonna. Senta, perché sarebbe architetto, veramente ridicolo che lei insomma l'amministrazione comunale attualmente in carica la conosce, perché in passato è stato anche parte di questa amministrazione. Ha avuto modo di parlare con qualcuno, cioè di porre la questione? Io interloquisco con che le hanno risposto? E dunque io ho parlato con Mattia Giorno, che è persona molto sensibile in questo settore in particolare, il quale mi ha detto che ha riferito la questione all'assessore di riferimento, che è l'assessore, l'ex vice sindaco, per intenderci. Okay. Dunque, Fabrizio Manzulli. Dopodiché, cosa è successo? Non lo so. Okay. Comunque voglio dirvi, questa Madonna peraltro è stato oggetto di uno sfregio proprio in questi giorni, perché come avete visto la mano destra della Madonna ormai è stata quasi amputata, mancano le dita e ci si chiede chi sia stato. Francamente, probabilmente, anzi forse sicuramente qualcuno poi farà delle verifiche, non dipenderà dal fatto che abbiano messo questo bubbone, però un sospetto qualcuno lo può anche generare. O comunque, insomma, se è stato un atto vandalico, devo dire anche colpevolmente, nessuno di noi, anche giornalisti, se ne è accorto, perché non mi sembra sui giornali che sia stata sollevata la cosa, non ci siamo accorti proprio di niente. Non appena ho visto questo fatto veramente disdicevole, io ho immediatamente attivato una ditta di oltre a segnalarlo ovviamente alla sovrintendenza, come è giusto che sia, ma l'hanno fatto anche le suore, a dire la verità, hanno fatto anche una denuncia verso ignoti, no? Ma io personalmente ho già fatto elaborare un progetto di restauro e aspetto un preventivo, perché ove mai le istituzioni non possano agire per mancanza di soldi, per tutte le procedure burocratiche, eccetera, eccetera, faremo una raccolta fonti e troveremo uno sponsor per farla ricostruire. Non è possibile. Comunque mi faccia dire quest'ultima cosa. Io aspetto il 7 dicembre in cui l'amministrazione comunale, con un rappresentante con la fascia tricolore che non manca mai in queste circostanze, vada a deporre i fiori, e mi chiedo se nella fotografia verrà la Madonna insieme al compressore oppure no. Ha ragione, sorridiamo perché ha ragione, ha ragione, grazie. Per questo